buongiorno a tutti quanti voi. Care concittadine e care concittadini, autorità civili e militari, studenti, sono molto contenta di avere qui in piazza con noi anche degli studenti, associazioni volontari della protezione civile, dell'onor caduti, rappresentanti delle istituzioni. Oggi, 2 giugno, celebriamo insieme la nascita della nostra Repubblica, un giorno fondativo per la nostra storia e per la democrazia del nostro Paese. Oggi è una preziosa occasione per riflettere proprio attorno al significato di democrazia e su ciò che comporta in termini di diritti, doveri e responsabilità collettive. Nel 2 giugno del 1946 il popolo italiano fece una scelta chiara e coraggiosa. Per la prima volta il voto era anche esteso alle donne, ricordiamolo. Scelse la Repubblica, scelse la libertà, la partecipazione, scelse la Costituzione. Oggi i ragazzi ci hanno raccontato alcune parti della nostra Costituzione. A nostro avviso, avviso di molti, la più bella Costituzione al mondo. Oggi, a quasi 80 anni da quel momento, la democrazia non è qualcosa di scontato, ce lo ripetiamo già da un po' di tempo. Va coltivata, va protetta, alimentata ogni giorno. La prossima settimana saremo chiamati ad esprimere la nostra volontà in merito a 5 quesiti referendari, un appuntamento al quale nessuno deve rinunciare, in nome e difesa proprio di quei diritti costituzionali di democrazia, libertà, di espressione e partecipazione. Ieri il nostro Presidente Mattarella, qualcuno l'ha già ricordato, nel suo discorso in occasione del concerto per la festa della Repubblica ha detto queste parole: la Repubblica italiana nasce da una scelta di pace e di rifiuto della guerra. Con lui, nel rinnovare il sostegno a Kiev e la volontà che si continui a lavorare per una pace giusta, completa e duratura in quei territori, voglio esprimere anche io, a nome di tutta la nostra comunità, la profonda preoccupazione che anche il Presidente ha espresso ieri. Come ha detto ieri, pur riconoscendo il diritto inalienabile dello Stato di Israele di difendersi ed esprimendo però anche grande apprensione di fronte alle manifestazioni di antisemitismo che nel mondo si stanno manifestando via via, l'occupazione illegale di territori di un altro paese, queste sono le parole del nostro Presidente, non può essere presentata come misura di sicurezza. I palestinesi hanno diritto al loro focolare entro confini certi. Auspichiamo anche noi che Israele apri subito le vie di accesso e gli aiuti internazionali a Gaza. In questa festa della Repubblica non possiamo ignorare ciò che avviene al di fuori dei nostri confini. Di fronte a conflitti che stanno causando sofferenze inaccettabili alla popolazione civile e in particolare ai bambini, non possiamo rimanere in silenzio. Condanniamo tutti i conflitti che sono presenti oggi nel mondo, chiediamo la pace, continueremo a chiederla. Sono tanti conflitti in questo momento nel mondo, forse il numero più alto della nostra storia. Come ha detto ieri il nostro Presidente, l'ordine mondiale che abbiamo conosciuto per decenni appare compromesso. Un quadro di riferimento, un ordine globale basato sul rispetto e sul riconoscimento reciproco è essenziale. Noi come amministrazione questa sera abbiamo lanciato l'appello a ritrovarci in un momento in Piazza della Resistenza per chiedere ancora una volta, proprio pensando alla situazione in Medio Oriente, il rilascio di tutti gli ostaggi e lo stop immediato a tutti gli attacchi alla terribile politica di fame che si sta attuando all'interno della striscia di Gaza. Chiediamo che vengano aperti tutti i valichi per l'ingresso degli aiuti e perché le organizzazioni umanitarie possano svolgere il loro lavoro. Oggi in quei territori sono solo 3 gli ospedali funzionanti, 2 di questi sono ospedali da campo. Ecco, io credo che la democrazia non possa dirsi piena se resta indifferente al dolore dell'altro. In un discorso di qualche giorno fa, Papa Leone ha parlato della compassione come tratto dell'umano
e che per offrire aiuto occorre fermarsi, non tenersi a distanza, e che si aiuta veramente se si è disposti a sentire il peso del dolore dell'altro. La nostra Repubblica, nata dalla resistenza e dal rifiuto della guerra come mezzo di offesa e di risoluzione delle controversie internazionali, ci dice che non c'è vera libertà senza giustizia, non c'è sicurezza senza diritti, non c'è futuro senza la pace. Tocca a noi, anche qui a Paderno Dugnano, custodire e rinnovare il senso e i valori democratici della nostra Costituzione e della nostra Repubblica. Concludo con un grazie sincero a tutti coloro che in ogni forma contribuiscono a custodire il futuro e la vita democratica della nostra città, alle associazioni che lavorano e a tutte le scuole che sono impegnate su questo versante. Ringrazio chi oggi è qui presente e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo momento. Buona festa della Repubblica, viva l'Italia, viva la pace, viva la nostra Costituzione. Ed ora chiudiamo la nostra